Aveva subito una pesante squalifica di 15 mesi e oltre 500 euro di ammenda inflitta dal Tribunale federale territoriale e relativa alla scorsa stagione quando il presidente Giovanni Castronova ricopriva la carica di presidente della società Parmonval. In poche parole, Castronovo avrebbe dovuto scontare la squalifica fino al 31 maggio del 2021. Una sentenza che fortunatamente è stata rivista e corretta dalla Corte federale d'appello, sezione prima, che accoglie il reclamo del giocatore, allora della Parmonval, Colley Ansumana, e dell'allora presidente della Parmonval, Giovanni Castronovo, e della stessa società di Partanna Mondello. Di contro è stata comminata una sospensione dell'attività arbitrale al signor Christian De Caro di Licata. I fatti risalgono alla scorsa stagione e interessava una finale regionale del campionato juniores tra Camaro e Parmonval, con protagonista, secondo quanto accertato dalla Corte federale d'appello, l'arbitro Christian De Caro di Licata, il quale aveva tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti del calciatore palermitano Colley Ansumana. Adesso è stata azzerata del tutto la squalifica al presidente Giovanni Castronovo, che ritorna in carica alla guida dell'Acregas. Il massimo dirigente biancazzurro è stato assistito unitamente alla Parmonval dall'avvocato Marco Sabato del Foro di Palermo, che ringrazia per la professionalità e dedizione dimostrata.